Un semplice esame del sangue che sarà possibile eseguire negli ambulatori di via San Massimo dal 14 novembre, giornata mondiale del diabete. Prima azienda ospedaliera in Italia, a Padova partirà lo screening di 1AS Diab 1 Screening, un programma che coinvolge i bambini a partire dai 2 anni di età. L'85% delle persone che si ammalano di diabete di tipo 1 in età infantile o comunque durante l'inizio della vita adulta non ha una familiarità, quindi è molto importante offrire questo programma di screening che fra l'altro è stato anche normato recentemente da una legge dello Stato che tuttavia richiederà ancora molti mesi prima di diventare operativa. Per accedere allo screening, le famiglie potranno inviare una mail all'indirizzo in sovraimpressione. Valutata l'indicazione allo screening, si potrà accedere agli ambulatori previa prenotazione e pagamento del ticket. I risultati saranno poi disponibili in 60 giorni. Una malattia molto diffusa, il diabete. In Veneto ci sono circa 350.000 pazienti diabetici e il 10% circa è diabetico di tipo 1, quindi giovani che hanno comunque bisogno dell'insulina. Una malattia, il diabete di tipo 1, che fino al 1922 non era curabile. Adesso sono 250 i bambini seguiti dalla pediatria di Padova. Alla più piccola è stato diagnosticato a meno di 2 mesi. Aveva un po' di febbre, aveva due mesi scarsi, perché non li aveva nemmeno compiuti ancora 2 mesi, e aveva la febbre e quindi un bambino di 2 mesi con la febbre è un problema abbastanza importante che deve essere affrontato con grande attenzione. E facendo gli esami del sangue abbiamo scoperto casualmente, quindi è stato diciamo, un colpo di fortuna, che la glicemia era 500, era altissima. Adesso la bambina sta bene ed è la nostra mascotte. Una malattia adesso curabile che forse a breve potrà essere guaribile grazie al trapianto di cellule. Siamo alle soglie di questo risultato, c'è molto fermento e quindi diciamo through the insulin era towards the cell era.